Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi prepareremo insieme un dolce classico che si prepara in tutta Italia, ma si annovera anche tra i classici dolci della cucina e della pasticceria siciliana, in particolare di quella casalinga. Mi riferisco al famoso salame turco, chiamato anche salame di cioccolato, arricchito e variegato in tantissime modalità. Ho deciso di dare una versione più alternativa, arricchita di un tocco personale, che lo renderà un po' diverso rispetto al solito. Gli ingredienti che vedete qui sono raddoppiati rispetto alla dose che vi darò all'interno del blog, perché sto preparando un doppio dolce, dato che devo regalarlo, quale migliore occasione per preparare e girare il video e mostrarvi la ricetta, anche perché si tratta di una ricetta vecchia nel blog e c'era bisogno di dare appunto un restyling. Ci servono appunto circa 100-150 biscotti secchi semplici sbriciolati in maniera grossolana a mano. Questa è un'operazione di pazienza, la fate un po' prima rispetto alla preparazione in modo tale da trovarvi appunto pronti. Comunissimi biscotti secchi, anche quelli che vi avanzano ad esempio perché non siete riusciti a consumarli. 100 g di burro fuso a temperatura ambiente. Poi ci servirà un uovo nella dose di base. Quanto basta, perché questo dipende dai vostri gusti e da quanto voi lo volete colorato, di misto di granella di nocciole e di pistacchi, ma anche in questo caso scelta personale su cosa aggiungerci. Una tazzina di caffè solubile e 125 g di cacao amaro in polvere, e non dimentichiamo lo zucchero, 100 g di zucchero. Allora aggiungiamo quindi, come abbiamo detto, il cacao amaro in polvere. Poi anche questo è un dosaggio indicativo, magari vi può piacere meno o più cioccolatoso, come dico io. Quindi mischiamo allo zucchero semolato. Cerchiamo di mescolarlo bene, amalgamare tutto. Mettiamo alla parte la componente delle uova. Le uova, il caffè solubile, il burro fuso e tiepido a temperatura ambiente, la granella mista di frutta secca. Più ne mettete, poi valutate ad esempio ad occhio se vi piace un po' più colorata. Adesso andremo a fare una mescolanza di tutti gli ingredienti, lo lavoreremo a lungo. Più il salame turco si mescola, più diventerà lucido e bello al suo risultato finale. Rispetto a quello che avevo previsto, il pistacchio ne aggiungo un altro po' per farlo notare. Vedete, nel frattempo che sono andata a mescolare, deve diventare un composto abbastanza duro, ma allo stesso tempo facile da poter maneggiare con le mani, perché va modellato. Si tratta di un dolce abbastanza rapido, poi bisogna solo attendere i tempi tecnici del vostro freezer. Comunque con il freddo, se la facciamo ad esempio nel periodo del Natale, è un dolce perfetto perché non si scongela, non diventa molle e si può servire facendo una bella figura a tavola. Preparo della carta da forno, mi inumidisco un po' le mani per poterlo prendere senza che mi si appiccichi troppo tra le dita. Ne prendo in questo caso appunto metà. Dobbiamo dargli una forma, allora io ho deciso di cercare nel mio piccolo di dare una forma rettangolare, come se fosse un torrone. Ovviamente sarà una forma abbastanza grezza visto che viene lavorato con le mani. Lo schiacciamo un po', creiamo una sorta di mattonella, non troppo sottile chiaramente, se no poi quando andiamo a fare la fetta non si vede bene l'interno esteticamente. Ecco, ad esempio così. Questa è una forma gradevole, una mattonella bella facile da modellare. Sciacquo le mani e vi faccio vedere come chiudere il dolce. Grosso modo con le mani pulite vado adesso a chiuderlo in questo modo. Lo metto a refrigerare in freezer, più tempo ci sta ovviamente meglio sarà, quindi se magari lo dovete portare da qualcuno lo preparate il giorno prima ad esempio. Ecco qua, ho chiuso i due blocchi, le due mattonelline,
Vi voglio ricordare semplicemente che bisogna andare a appoggiare su una superficie abbastanza piana del vostro freezer, quindi che non ci siano contenitori o sacchetti che creino squilibrio, altrimenti la morbidezza del prodotto lo farà divenire deformato in fase di indurimento, quindi poi esteticamente andrà a peccare molto. Quindi è importante che vi liberiate una superficie del vostro freezer in modo tale che poggi in maniera piana, esattamente come voi lo avete preparato. Ci vediamo dopo, quando si solidificheranno i miei 2 blocchi di salame turco. Come vi avevo promesso, vi avrei fatto vedere l'interno del mio dolce, che ho deciso di intitolare appositamente Finto torrone di salame turco. Volevo farvi vedere l'interno, che è molto carino e molto grazioso. Ovviamente se utilizzate una granella di frutta secca più grande si noterà meglio nella fettina, ma comunque il pensiero è anche quello che conta in fondo, e il risultato finale è riuscito. Taglio una fettina perché voglio virtualmente offrirvela prima di salutarvi. Questa fettina di torrone di salame turco, bello ricco, cioccolatoso come piace a me. Io vi auguro buone feste con la preparazione di tantissimi dolci a tema natalizio. Vi invito a mettere il like a questo video, spero vi sia piaciuto, a commentarlo e a condividerlo all'interno dei vostri canali social. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima ricetta. Auguri a tutti, ciao!